È partita in tutta la provincia agrigentina l'operazione Ferragosto Sicuro, su disposizione del Comando regionale della Polstrada nell'ambito del piano stabilito dal Questore di Agrigento. In occasione dell'esodo di Ferragosto sono stati potenziati al massimo i servizi di vigilanza stradale su tutte le strade statali e provinciali di Agrigento e in particolare sulla SS 640 Caltanissetta Porto Empedocle, SS 115 che attraversa il territorio della provincia, la SS 189 Agrigento Palermo e la 122 Canichetti Licata, nella previsione che utenti dell'entroterra e delle altre province vicine raggiungeranno le località balneari. L'attività delle pattuglie sarà caratterizzata come di consueto dalla presenza costante e ininterrotta sulle strade della provincia allo scopo di prevenire qualsivoglia illecito e soprattutto garantire una più efficace e premurosa assistenza agli utenti comunque in difficoltà. Questa attività verrà integrata con l'impiego di un elicottero per l'osservazione dall'alto della situazione delle strade. Ininterrotto sarà il collegamento radio fra il centro operativo compartimentale, la sala operativa della sezione e le pattuglie per far fronte alle richieste di soccorsi sanitari e meccanici che si dovessero rendere necessari in casi di infortuni automobilistici. Verranno impiegate massicciamente tutte le apparecchiature speciali quali autovelox, telelaser e tilometro al fine di reprimere le infrazioni e le norme di comportamento che, come è noto, assumono un più alto grado di pericolosità. Le stesse apparecchiature speciali saranno utilizzate nei servizi già predisposti nelle strade che adducono a locali notturni e discoteche, soprattutto nelle notti di oggi, domani, del 16 e 17 agosto, per ottenere una efficace attività di controllo allo scopo di prevenire il tristemente noto fenomeno delle stragi del sabato sera. Si ricorda l'inasprimento delle sanzioni apportate dalle recenti norme sulla sicurezza per coloro che superano i limiti di velocità e che guidano in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sanzione da 500 a 1000 euro per chi sporca le strade gettando oggetti dal veicolo. Quindi prudenza e buon viaggio.